Benvenuti, questo è il mio video di Minecraft, è una adventure map creata da me. E scusate se sono creativo perché questo doveva essere solo un passatempo, una prova, però è venuta, sembra carina e quindi ve la voglio far vedere. Ok, iniziamo con le regole. 1. Non rompere i pezzi. 2. Non posizionare cubi eccetto leve e pulsanti. 3. Cerca di trovare la tua. Ok, andiamo. Consiglio, raccogli tutti gli oggetti. Prendiamoli, dai. Andiamo. Ok, mettiamo qui il carrello e più non ci parte. Ok, qualcosa mi dice che non si può tornare indietro. Io ovviamente lo so già, però creiamo la leva, così, e voilà, e si può aprire la porta. Allora, dobbiamo andare. Oh, 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 oh. Ah, sono caduto. Ok, oh, 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 e santo gelato, così torniamo giù e voilà, e si apre, quindi bisogna stare attenti, bisogna camminare soltanto sulla parte non educata, mi sembra anche un po' troppo ovvio, perché non credo che nessuno corra, cioè si può anche correre, però in teoria, se non fosse un creativo, ci si farebbe molto male, e quindi facciamo finta che sia un survival, perché in teoria dovrebbe essere un survival, solo che io ho fatto un creativo perché appunto era una prova. Ecco qua, siamo arrivati in fondo, questa cassa ti aiuterà. Questo non bisogna prenderlo, ma è la combinazione. Come potete vedere i dischi intendono le leve, e quindi tac, 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 e voilà, la porta si apre. I pezzi di razzo non vanno tolti, scale se fanno. Apriamo la porta, ok, questo, ok, ci ritroviamo nelle fonde, salta qua. Ok, direi che bisogna andare lì, andiamo. Ok. Saliamo. Eccoci qua in cima. Pietra. Qui, questa in teoria è una trappola. Di qua non si fa nulla, ma di qua apre il cactus e ci si può andare. Stare sul blocco, mettere il pulsante, ma quale pulsante? Ah, ok, bisogna crearlo. Mi sembra anche ovvio, stavo per crearlo col carrello. Vabbè, stare sul glowstone, quindi stiamo qui e e si finisce questa stanza. Andiamo up, 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 qui sembra una stanza molto semplice, bisogna solo scivolare qua, che è molto scivoloso, ed è piuttosto semplice, però in realtà qui c'è nascosta la torta. Infatti si scende, sei bravo, e trovate la torta. Il luce c'è un po' bella. Scavare qui. Ops, ho spaccato un po' troppo. 10 diamanti. Il cartello non lo vedo. Brutto. Andiamo, torniamo su. Quindi quello era un nascondiglio della torta, che è uno degli obiettivi tipo secondari, se vogliamo chiamarli così, trovare la torta. C'era anche la ricompensa, come potete vedere. Solo in labirinti di vetro. Ok, andiamo. Allora, di qua sono bloccato, cioè, torno indietro. Ecco, questo è una cosa che non dovrebbe mai succedere, ecco, perché uno è qua.
perché non vorresti cadere nei buchi in teoria. Oppa là, e qui c'è il pulsante, si clicca là, ok, andiamo oltre. C'è la stanza tutta virtuosa, oppure vedo qualcosa di colorato, ecco, sono caduto, stiamo benissimo. Scusate se ho detto il volo, ma perché sennò ci metterei veramente troppo a tornare al punto d'inizio, che poi non è così facile. L'unica cosa che non bisogna fare è buttarsela dentro perché c'è della lava. Ok, torno qui, perché qui ci si può arrivare. Ecco, l'ho fatta. Mamma mia. Ecco, messi bene, non si riparte qui perché sennò ci metto veramente troppo. Scusate ragazzi, so che non si dovrebbe fare mai, però dato che mi scoccerebbe rifare tutto solo per una piccola caduta, dai. Adesso, dato che non è proprio una vera adventure map, ma è solo una prova, per vedere il mio. Poi se ovviamente vi piace, mettete un bel mi piace, che mi fate un bel favore anche al mio amico, perché stiamo facendo un canale insieme. Ops, mi ha iniziato a volare, non so perché. Uffa, non riesco a fare sto salto. Ecco. Ok, dietro questa stanza c'è la gloria. Divertiti. Bello. A me piace troppo dare poca lava, perciò io lo dovevo mettere una stanza di lana. Era proprio una cosa. Dovevo per forza. Per un giochino, voilà, e così si dovrebbe vedere la luna. Ecco, tanto va bene. Sono venuto nella lana bruciante, devo leggerci le povere mogliarini. Ok, quanto mi piace, scusate ragazzi, non mi piace troppo. Ho trovato anche la fine. Ho trovato la fine della lana. Scusate ragazzi, l'ho rotto. Lo riparo al più presto, ecco. Scusate, non doveva succedere questo. Congratulazioni. Hai vinto. Porca vacca. Dai, mi regala anche un uccino. E vabbè, questo è il mio adventure map creato da me. Se vi piace mettete un bel mi piace, mi fate proprio un bel favore. Ciao.